Noi ci troviamo ora lungo il ramo più antico del nostro sistema del Tizio, che è il ramo del Po di Goro. Ci siamo imbarcati con un gruppo organizzato alla volta di Mesola, quindi versante emiliano-romagnolo, e stiamo appunto navigando questo tratto del fiume, che è il ramo del fiume che fa proprio da confine tra queste due regioni, la regione Emilia-Romagna e la regione Veneto, e attraverso un percorso con il quale risaliremo, diciamo, questo tratto del fiume per attraccare prima a San Basilio, per poi proseguire nuovamente il percorso, il nostro itinerario in barca, che ci porterà alla volta di Ariano nel Polesine, dove ci aspetterà uno sbarco per una breve merenda e poi quindi nuovamente risalire il percorso e sbarcare nuovamente a Mesola. Siamo felici di essere insieme alla squadra del Milan, di fare conoscere il nostro territorio e domani con il nostro torneo di giocare insieme e vincere. Da una sponda del Po all'altra, con una sosta nell'immediato entroterra, a scoprire i segreti del glorioso passato romano di questo fazzoletto di Polesine. I protagonisti di questa gita sono i pulcini di una squadra rodigina, la Tagliolese, e i loro coetanei del Milan. Ma questo ed altri tipi di itinerario sono disponibili anche per ragazzi e adulti. Fino ad ottobre, infatti, l'asta del Po di Goro, il fulcro di 3 diverse tipologie di escursioni nautiche attivate la domenica, nei giorni festivi e in alcuni casi anche nel prefestivo. I percorsi, che il terzo sabato del mese prevedono la formula bici più barca, sono tutti organizzati dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Veneto. Ci sono 3 tipi di itinerari, questo qua che abbiamo fatto oggi, che parte da Mesola o Rivà e arriva fino ad Ariano, oppure si fa la parte al contrario, si parte sempre da Mesola Rivà e si va verso Cavendramin, e poi una volta al mese facciamo l'itinerario, questo qua, bici più barca. Questi qua sono a livelli veramente promozionali, perché gli adulti, per esempio, che fanno bici più barca, i costi si aggirano attorno ai 10 euro, mentre i bambini pagano 5 euro. Le informazioni le trovate sul sito del parco www.parcodeltapo.org, oppure si può telefonare e richiedere informazioni, perché è sempre bene prenotare per fare queste escursioni, allo 0426 38 03 45, oppure al numero del parco 0426 37 22 02. Sbarcati a San Basilio, località del comune di Ariano Polesine, i bimbi hanno visitato una chiesetta romanica datata X-XI secolo d.C. Questo è il fiore all'occhiello di San Basilio, la chiesetta romanica di San Basilio, datata X-XI secolo d.C. e che si erge, è stata proprio costruita sopra un'antica duna fossile. Questa duna, infatti, che vedete non è una duna artificiale voluta dall'uomo, ma bensì la testimonianza di un antico cordone di epoca etrusca, che va a segnare dal punto di vista geologico l'antica linea di costa, l'antico tracciato della linea di costa in epoca protostorica. Ed è sempre qui a San Basilio che fa tappa anche l'itinerario da percorrere un po' in bici e un po' in barca. Si parte in sella alle 2 ruote, alla volta degli scavi archeologici del sito, per poi risalire l'argine del fiume pedalando. Alle nostre spalle abbiamo dei ritrovamenti archeologici fatti in zona di un'antica villa romana. Una sosta obbligata nei pressi della grande quercia pluricentenaria, una farnia di oltre 500 anni di età, oggi caduta, che per molti secoli è stata la pianta più vecchia dell'intera provincia di Rovigo. Sembra che Dante, appunto, perso nelle paludi del delta, si sia arrampicato sopra questa quercia per prendere un po' la via e orientarsi dove era. Era un monumento naturalistico di valore unico. Probabilmente l'ultima quercia di queste campagne ora deserte, come vedete, di quello che probabilmente era un grandissimo bosco. Arrivati ad Ariano Polesine, dopo una merenda a base di frutta e prodotti del territorio, è tempo anche per questa comitiva di imbarcarsi per tornare alla destinazione di partenza. Oggi abbiamo fatto una bellissima passeggiata lungo il Po, abbiamo potuto vedere molti reperti archeologici che risalgono appunto alla storia di questo territorio, con un Po ed un mare che li rendeva vivi. E oggi continuiamo il nostro percorso attraverso ancora una volta il Po, attraverso quindi le braccia del Po che si collegano fra loro e ci riportano al nostro punto di partenza.